Allora, rientro, un buongiorno subito ai nostri ospiti, un buongiorno in studio accanto a me Cristian Sergo, coordinatore provinciale per Udine del Movimento 5 Stelle, come ben sappiamo, e un buongiorno, un ben ritrovato anche al consigliere regionale Roberto Novelli di Forza Italia. Buongiorno a voi. Allora, da dove ripartiamo? Ripartiamo sfogliando un po' il Messaggero Veneto. Allora, ancora, per esempio, si parla nelle pagine interne ovviamente delle testimonianze su quanto avvenne il 6 maggio del 76, ancora ricordi, interviste, l'imperativo dell'insegnante che guidò la ricostruzione prima al senso di comunità. Gabriele Chiavola dice: papà Emanuele era speciale, una persona onesta e coerente, riteneva che si dovesse ricostruire dov'era e com'era per mantenere l'identità. E poi l'ordine degli ingegneri, riconoscere il ruolo dei liberi professionisti, il cosiddetto modello Friuli, viene spiegato in una nota dall'ordine degli ingegneri della provincia di Udine. Il cosiddetto modello Friuli è ancora oggi sinonimo di efficienza, rapidità e forte radicamento territoriale, al quale hanno contribuito fattivamente i liberi professionisti, ingegneri, architetti, geometri, periti, geologi. Eppure, afferma l'ordine degli ingegneri della provincia di Udine, eppure nelle celebrazioni ufficiali emerge un'assenza che pesa, quella dei liberi professionisti. Ripartiamo da qua perché insomma è giusto parlare ancora, no, di quanto successo, delle riflessioni rilanciate anche attraverso e dalle massime cariche dello Stato. Allora, Sergo, innanzitutto abbiamo visto queste ultime sottolineature dell'ordine degli ingegneri, cosa ne pensa? Sicuramente chiunque ha avuto un ruolo importante in quell'occasione è giusto che venga ricordato, è giusto che venga celebrato, perché poi è il senso di comunità, la forza con cui il popolo friulano ha reagito a quel tragico evento ormai è riconosciuta sicuramente in tutta Italia, come abbiamo visto anche venire il Presidente della Repubblica, no? A ricordarlo a tutti, ma è ovvio che anche diciamo, i liberi professionisti, così come si visto sono che la risposta è autodefiniti, stata corale, cioè, chiaramente tutti hanno avuto anche loro una parte fondamentale in questo processo, perché quando parliamo di ricostruzione sono praticamente i primi poi che intervengono, no, per fare quello che si diceva prima, cioè tutto così com'era, dov'era, e quindi per mantenere poi l'identità di un popolo che è stato ovviamente tragicamente toccato durante il terremoto. Quindi sì, giustissimo. Poi insomma, sicuramente nelle celebrazioni immagino che ci sia stato modo anche di ricordare non solo chi materialmente è sceso a dare una mano ed è venuto, come si diceva, da tutta Italia per farlo, ma anche chi ha guidato quel processo, quindi non solo i politici che poi hanno permesso tante cose che fanno parte di quel modello Friuli, ma ovviamente tutti i cittadini, quindi anche i liberi professionisti. Tra i vari passaggi e discorsi istituzionali, diciamo così, c'è qualche passaggio che l'ha particolarmente colpita, Sergo? Ma allora, intanto sono cose, diciamo, che ricordiamo ogni anno, perché poi il 6 maggio per noi non avviene una volta ogni 50 o 60, certo, 70 anni. Quindi, diciamo, come mi piace sempre ricordare, il modello Friuli inteso come uno sprono anche per chi adesso sta affrontando determinate sfide, e quindi quando parliamo di opere pubbliche che in Italia hanno sempre qualche difficoltà, sarebbe bene ricordarsi quello che è stato appunto il nostro modello e quello che siamo riusciti a fare noi qui in questa terra, in modo tale da essere esempio anche per altri. Questo purtroppo in Italia, come sappiamo, non sempre avviene, ma anche nella nostra regione. Cioè, ci sono opere ferme per 1000 motivi che non si riescono a portare avanti, e quindi sarebbe bene richiamarsi anche a quei tempi. Consigliere Novelli, riparto innanzitutto dai discorsi istituzionali. Qualche passaggio particolare tra i molti aspetti affrontati sia dal Capo dello Stato che dalla Premier che dal Presidente della Regione e anche poi dal Presidente del Consiglio regionale, no? Bordina, abbiamo visto in particolare insomma, lo sprone per risolvere anche la situazione in merito alla protezione civile dopo il cosiddetto caso Preone, ma qualche passaggio, qualche sottolineatura tra le molte parole spese su questo modello Friuli che l'hanno colpita particolarmente?
Mi ha colpito particolarmente al netto dell'importanza e anche dell'intensità di tutti i discorsi delle alte cariche dello Stato e della Regione che sono stati fatti per la celebrazione a Gemona del 50° del sisma. Mi ha colpito particolarmente l'intervento della Premier Meloni, che ha dimostrato, semmai ce ne fosse stato bisogno, un approfondimento e un rispetto per quello che stava venendo a fare, che è venuta a fare, che si è letto e ascoltato nelle sue parole. Il suo intervento non è stato un intervento di maniera. Il Premier arriva e dice delle cose che sono, come dire, riportatele e lei le mette assieme. Ma si vede benissimo, si è visto benissimo che ha approfondito e ha studiato. Ci sono stati dei passaggi. Anche ha citato Portis, per esempio. Quando ha citato Portis o quando ha citato l'Orcolat e la leggenda delle farfalle, la leggenda dell'Orcolat, delle farfalle, ecco, questo dimostra il profondo rispetto e quindi la verità delle sue parole, perché ha approfondito e ha studiato, inserendo nel suo discorso dei passaggi che non sono ordinari. Ecco. Rispetto a questo riconoscimento anche del ruolo dei liberi professionisti, questo invito dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Udine. Fu uno sforzo collettivo dove ognuno, forse anche inconsapevolmente in quel momento, abbia un ruolo importante. Fu un movimento, come si suol dire, di popolo, con le proprie competenze, con i propri ruoli. Tutti cercarono di fare quello che gli era consentito fare nella consapevolezza che bisognava ripartire. Allora il fatto che ecco, i liberi professionisti, adesso io lo leggo naturalmente perché in questi giorni ci sono state tante manifestazioni, tanti interventi, tanti riconoscimenti, ecco, leggo questo passaggio, me ne dispiace sinceramente perché anche loro ebbero un ruolo importante. D'altra parte una casa, per usare così una casa si può tirare su solo se ci sono i muratori, gli idraulici, gli elettricisti, gli artigiani, ma anche se c'è qualcuno che comunque progetta questo sistema, che è un sistema comunque complesso. Ecco. Andiamo anche a vedere, in taglio alto vediamo a Venzone la commemorazione dei Carabinieri. Ieri c'è stato un evento proprio dei Carabinieri, sempre nell'ambito delle iniziative per il 50° anniversario del terremoto. È stata organizzata una mostra documentale dedicata proprio anche all'impegno dell'Arma per i soccorsi e l'assistenza alla popolazione. Andiamo a vedere il servizio realizzato in merito. Dovremmo avere il servizio sui Carabinieri, questa mostra realizzata a Venzone. Ecco, Giancarlo Celanda, la regia mi conferma che arriva. Hanno partecipato anche i Carabinieri, come gli Alpini, come tutti i volontari, a dare una mano in questo paese che soprattutto il mese di settembre era stato messo in ginocchio dal terremoto. La vicinanza del Comune di Venzone con l'Arma dei Carabinieri è viva. Effettivamente abbiamo la caserma, prima era nella frazione di Carnia, poi si sono trasferiti qui a 2 passi dal comune ed averli praticamente in piazza è un valore aggiunto. Venzone è uno dei comuni che porta maggiormente i segni del terremoto, ma anche una delle storie più belle di ricostruzione. Il contributo delle forze dell'ordine e dei carabinieri in particolare fu cruciale sin dai momenti successivi alla tragica scossa del 76. Una profonda solidarietà celebrata attraverso una mostra curata dall'Arma e dalle autorità locali. Abbiamo pensato di scegliere Venzone, che è uno delle città, uno dei luoghi simbolo del terremoto e della tragedia che ne è conseguita, e abbiamo pensato di raccogliere dei documenti videofotografici dell'epoca e anche delle testimonianze di persone di carabinieri che all'epoca prestavano servizio in questi territori o dei loro figli, per ricordare quello che è stato fatto, il contributo fornito dall'Arma dei Carabinieri sia per il soccorso della popolazione nelle fasi iniziali, sia per superare
le difficoltà quotidiane anche del servizio nei giorni immediatamente successivi. Il percorso espositivo è nato con l'intento di coinvolgere le giovani generazioni, permettendo alle scuole di scoprire l'evoluzione del servizio dei carabinieri, dal supporto logistico alla tutela della cittadinanza. Abbiamo un equipaggiamento di protezione dell'artificiere e il robot che serve ad avvicinarsi agli oggetti sospetti. Poi questo bel percorso serve a simulare gli effetti delle sostanze alcoliche stupefacenti sui sensi e quindi sulle capacità di guida. Poi abbiamo simulato una scena del crimine con i manichini che simulano la vittima, delle ipotesi di corpo del reato, di tracce rilevate sulla scena del crimine, e poi abbiamo la campagnola R59 in questo caso. È proprio una macchina dell'epoca che era in uso all'epoca in cui avvenne il sisma, nel 76. Allora, torneremo ancora a parlare del sisma, però abbiamo vari contributi, abbiamo anche il nostro Omar che si sta collegando, ci sta mandando varie testimonianze anche da Genova, dalla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini. Allora subito sentiamo l'intervista al comandante delle truppe alpine dell'esercito, andiamo a sentire Alberto Vezzoli, dovremmo avere l'intervista pronta, abbiamo anche una chiamata in arrivo, chiedo solo un attimo di pazienza. Allora, vediamo se è possibile sentire l'intervista al contributo del collega Omar, che dovrebbe, ecco. Comandante, oggi qui a Genova si comincia questa 3 giorni importante a livello nazionale, gli alpini presenti, gli alpini sono portatori di pace, di festa e di serenità. Beh, basta guardare già solo questa piazza, basta sentire le voci che ci sono, basta vedere gli sguardi, i cappelli indossati e quanta felicità c'è anche solo di rivedere magari qualcuno con il quale si sono condivisi dei momenti importanti negli anni trascorsi. Non resta che dire buona donata. Assolutamente sì, buona donata a tutti quanti, spero che siano 3 giorni di divertimento per tutti. Grazie. Grazie a lei. Alla prossima. Grazie. Così il comandante Vezzoli. Allora, linea adesso a chi ci sta contattando da casa, buongiorno. Allora, non la sentiamo molto bene, provi a continuare a parlare, così. No, salta purtroppo la sua voce, la invito a ricontattare la redazione, la regia, appena la sentiamo in modo idoneo le lasciamo volentierissimo la parola. Allora, facciamo così, poi affronteremo anche il capitolo Adunata più nel dettaglio. Vorrei ricordare ancora rispetto all'anniversario del terremoto del Friuli, anche qui in Taglio Alto lunedì ci sarà la messa per ricordare ai Furlanski a Crodin, nell'anniversario della presentazione del documento ai Furlanski a Crodin, con la prima formulazione dello slogan "prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese", Glesi Furlani, la patria del Friuli, ricorderanno le vittime e chi si impegnò nella ricostruzione con una messa lunedì, dunque alle 18:30, nella chiesa di Santa Maria di Castello a Udine. Sarà presente anche l'arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba, che vediamo appunto nella foto. E poi ancora nelle pagine a seguire, quando il mondo cambia voce per sempre, c'è il racconto di Enza Purino che dice: il terremoto inaugurò le nostre vite a metà. Altri racconti, altre testimonianze, poi la telefonata alle 22:30, licenza sospesa, i militari richiamati per aiutare a Forgaria, il racconto di un sottotenente che si trovava a operare tra le macerie, non vidi scene di disperazione ma tanta dignità nel dolore. E appunto abbiamo letto, anche noi trasmesso, condiviso tantissime testimonianze e colpisce proprio questa enorme forza e questa enorme dignità nel dolore, con tante persone che hanno saputo subito reagire malgrado i lutti familiari, la situazione, insomma hanno reagito ed è incredibile con quanta forza siano riusciti a farlo. Ancora un commento su questo, prego Sergio, perché è giusto anche rendere omaggio a questa forza. Hanno reagito, hanno perso familiari, hanno perso case, hanno perso un'idea di futuro, perché in quel momento credo che il grande sforzo collettivo, no? Come diceva anche il consigliere Novelli poco fa, fosse quello anche di ridare un futuro e una speranza a persone che effettivamente in quel momento avevano perso, e tanti avevano perso tutto. Perché potevano aver perso posti di lavoro, per quello si diceva rifacciamo le fabbriche, no? Quindi
negozi chiaramente, quindi attività, ma soprattutto poi le vittime, no? Perché evidentemente c'è stata questa che è la grande perdita del terremoto e di quella tragedia. Prima si leggeva, no, che anche a Frugaria c'erano i militari che sono stati richiamati, che magari erano in licenza. Sospirata licenza invece. Qua adesso sì, non vorrei che domani arrivi qualcun altro a dire ci siamo dimenticati di qualche reparto. Tutti sono intervenuti, chiunque poteva e chiunque aveva chiaramente bisogno, perché se no dobbiamo ricordare i carabinieri, gli alpini, i vigili del fuoco. No? Abbiamo visto anche le cerimonie il 6, no? Questi militari che dalla licenza sono venuti e poi tutti i volontari che appena saputo la tragedia, come dicevamo prima, da tutta Italia sono venuti in Friuli per aiutare proprio quella che è stata la ricostruzione. Ecco, Novelli, anche a lei chiedo un commento su questo, ma anche nell'ottica di cosa resta dopo tutte queste celebrazioni, riflessioni. Riprendo le parole per esempio rilanciate dalla stampa ieri. Il governatore Fedriga ha detto per esempio lo spirito friulano faro per il futuro, attitudine diventata un valore inestimabile. D'accordo, cosa resta poi al termine di Secondo queste me resta un rafforzamento della memoria, che è importante, di questa memoria collettiva che deve essere trasmessa, non perché saremo in grado di ripetere un movimento così unico e forse appunto irripetibile che si mosse quando ci fu il sisma. Non credo che saremo in grado di ripeterlo, non per la forza e la caparbietà e la capacità di noi friulani nel reagire alle disgrazie, ma perché nel frattempo si è creato un reticolo normativo anche volto alla tutela dei lavoratori, anche volto a cercare di evitare che ci siano situazioni di malaffare, che però imbriglia anche quello che è il volontariato, quelle che sono le capacità reattive delle persone che vogliono mettersi a disposizione per gli altri. Bisogna cercare di non essere, come dire, demagogici, bisogna ricordare e ricordare con la volontà di trasmettere una memoria che fu un movimento unico e collettivo, come vi dicevo. In questo momento noi dobbiamo, credo, lavorare come stiamo facendo, come sta facendo il governo, come sta facendo la regione, per cercare di semplificare alcune norme, penso alla protezione civile, che rischiano davvero di azzoppare un meccanismo e un sistema che serve, e lo dimostra continuamente, a sostenere e aiutare gli altri in caso avvengano delle situazioni come quelle che abbiamo visto anche di recente con le alluvioni o con Baia Prima o con gli incendi. Quindi in termini realistici qui non si tratta di fare demagogia o populismo, ma si tratta, guardi, io sono anche rimasto molto colpito, non sono un affezionato dei social, li uso per trasmettere quello che cerco di fare, però non vorrei usare un termine forte, ma quello che si è letto anche a commento dell'intervento della Premier Meloni piuttosto che anche di altri, da parte di persone che io reputo microcefale, è veramente, veramente degradante, cioè insulti, distacco da quello che furono quegli avvenimenti, diminuzio di tutto ciò che accade. Ecco, queste cose qua noi dobbiamo contrastare. Noi dobbiamo lasciare a chi ci seguirà e anche a chi in questo momento è particolarmente giovane un segno di memoria che incida anche sul suo modo di guardare il mondo, ecco, e di guardare quello che accade. Allora, prima della pubblicità do la linea al nostro amico telespettatore, credo che ci stia telefonando la stessa persona di pochi minuti fa, vediamo se è vero. Buongiorno. Buongiorno, Lucio da Pavia di Udine. Oh Lucio, adesso la sentiamo bene, ha telefonato lei, vero, poco fa? Sì. Allora, devo mandare la pubblicità, ma do sicuramente priorità a lei per non farla attendere ulteriormente, prego.
E do anche il tempo di aggiornarsi agli ospiti. Allora, Giampaolo Giuliani, vi dice niente? Era un assistente tecnico del laboratorio del Gran Sasso dell'Aquila. Un assistente tecnico, non un professorone, no. Questo qui per un mese ha dato l'allarme nel quotidiano locale dell'Aquila: attenti, ci sarà un terremoto. Il giorno dopo che è stato condannato per procurato allarme, c'è stato il terremoto all'Aquila. Ecco, questa esperienza, questa conoscenza portata avanti da questo assistente tecnico che è morto nel 2021, no? A che punto è? Cioè, stiamo parlando di intervenire dopo il terremoto, di costruire le cose in modo corretto, ma gli studi per prevenire, non per prevenire. Perché prevenire il terremoto, anche gli esperti dicono purtroppo prevenire dal punto di vista della struttura così, ma prevenire il momento esatto in cui verrà un terremoto risulta che io sappia ancora... Sì. A che punto siamo? Mandi. Grazie Lucio, non so se sul caso specifico, che io personalmente non conosco, lascio per ora al signor Lucio, ma se voi sapete dare una risposta, insomma un commento in merito. Facciamo così, devo assolutamente mandare la pubblicità, spazio alla pubblicità e al rientro ritorniamo su questo tema, tra poco. Ben ritrovati in Sveglia Friuli, sempre in compagnia di Cristian Sergo e del consigliere regionale anche Roberto Novelli. Allora, lascio spazio a una riflessione rispetto ancora al terremoto, anche alla luce delle riflessioni rilanciate anche al nostro amico telespettatore su un caso specifico riguardante l'Aquila, non so se vuole aggiungere qualcosa, insomma un caso di diversi anni fa. Credo che al momento attuale nessun terremoto sia prevedibile, perché se fosse così sarebbe, diciamo, molto, molto più facile. È chiaro che anche con l'aiuto, no, delle nuove tecnologie sicuramente qualcosa si riesce a immaginare o ipotizzare. Poi il momento specifico è effettivamente... Una previsione sistematica non è possibile. Sì, ma perché poi tutti quanti sappiamo che ci sono delle falde, ci sono dei movimenti, quindi si può ipotizzare che una zona è più a rischio di altre. Infatti anche noi siamo in un'area che si dice che sia ovviamente a rischio sismico, non per niente tutte le nostre scuole, no? Tutti gli edifici pubblici poi vengono sistemati in questo modo. Che qualcuno dica fra una settimana ci sarà un terremoto, sì, la vedo un po' più difficile, però come detto, quello dell'Aquila era un caso particolare, poi lì c'erano accuse incrociate tra chi aveva censurato quell'allarme e chi invece appunto continuava a dire che ci potevano essere problemi, perché quello che non abbiamo magari ricordato anche prima è che tutte le persone che sono intervenute quasi diciamo sprezzanti del pericolo che stavano correndo, perché poi quando c'è stata la seconda scossa, no, quella autunnale, ovviamente tanti stavano lavorando ed erano accorsi lo stesso in una zona che appunto poteva essere soggetta a terremoti, quindi questo vale ancora di più il senso di civiltà, no, di chi si è messo effettivamente in gioco durante la ricostruzione. Consigliere Novelli, la prevedibilità sistematica certa non è possibile, la prevenzione però è importante. Su questo ha speso delle parole anche il Presidente Mattarella sull'importanza della prevenzione. Le lascio una riflessione, se vuole, anche rispetto a quanto ha detto il nostro telespettatore e ovviamente su questo, su quanto la Regione sta anche destinando risorse per la prevenzione sul fronte sismico. La scienza è quella che dovrà riuscire in futuro, anche con degli strumenti che ancora non ci sono, ad avere la possibilità di prevedere con sufficiente puntualità un'eventuale scossa sismica. In questo momento non è possibile, ci sono dei segnali che possono essere considerati premonitori, però sappiamo che su questo argomento, ecco, parole spese soprattutto da chi non è, come sottoscritto, uno scienziato o un tecnico, sono
un di più. In questo momento non è possibile, ci sono dei segnali ed è possibile, da quanto leggo, prevedere con una certa approssimazione una previsione di una scossa sismica nei prossimi 20 anni, ad esempio, nelle zone particolarmente sismiche. Ma insomma, qui mi fermo. Però da consigliere regionale può aggiornarci sull'attività dell'amministrazione, anche le risorse destinate agli adeguamenti antisismici, per esempio delle scuole. Questo invece è l'aspetto importante. Il tema della prevenzione va sicuramente visto, uno, nell'adeguamento con risorse importanti di tutti gli edifici, soprattutto penso alle scuole che nel nostro paese, e parlo del paese Italia, soffrono di una certa datazione che non è certamente recente, quindi si stanno investendo anche in Regione risorse importanti per adeguare tutti gli edifici scolastici in modo che diventino antisismici, ma pensiamo anche agli ospedali, a tutte le strutture pubbliche. Poi c'è il tema della prevenzione in termini di conoscenza, di sapere come comportarsi, e anche in questo caso all'interno delle scuole o comunque nell'ambito del sistema pubblico ci sono quelle iniziative di prevenzione che insegnano come comportarsi nel caso avvenga una scossa di terremoto. Allora io lo ricordo perché ho un'età sufficiente per ricordare con chiarezza quei momenti quando avvenne il sisma. Noi ragazzini, bambini, non eravamo preparati, non eravamo istruiti, non eravamo a conoscenza di come comportarsi nel caso ci trovassimo nel mezzo di una scossa sismica. Non lo sapevamo, andavamo così a intuito. È un po' come la persona che quando c'è un temporale con fulmini e tuoni per ripararsi va sotto l'albero, no? Lì si sente più protetto, ma in realtà forse quello è il posto meno indicato, perché potrebbe arrivare proprio lì il fulmine. Invece adesso si sono attivati ormai da tempo tutti questi corsi che insegnano già ai bambini come comportarsi nel caso ci dovesse essere una scossa sismica. Questo è un passaggio importante. E poi c'è tutta la parte di formazione che viene fatta dalle istituzioni anche competenti, penso ai vigili del fuoco, tutte quelle iniziative che si fanno anche nelle piazze, vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine, insomma c'è un meccanismo che funziona e che diffonde il sapere della prevenzione. Allora, la giornata del 6 maggio è stata ampiamente documentata in diretta dalla nostra emittente, con appunto l'inizio della diretta dalle 8:15 fino a praticamente le 23, e in particolare nel corso delle varie cerimonie nell'attesa dell'arrivo di Mattarella al cimitero per la prima tappa, diciamo così, la prima commemorazione per i morti del sisma al cimitero di Gemona del Friuli. Nell'attesa hanno creato molta curiosità queste immagini, anche appunto diffuse dalla nostra emittente, su delle parole scambiate tra la Premier Meloni e il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Quindi il punto di domanda: chissà cosa si saranno detti. Andiamo a vedere un estratto proprio della recente puntata di Ring, in cui anche Avarino commenta con gli ospiti con queste immagini cosa potrebbero essersi detti Meloni e Fedriga. Vediamo. Guardate qui, di cosa stanno parlando? Perché guardate, cambiano del terzo mandato. Ecco, no, adesso non credo, guardate, come in campo, non abbiamo il VAR, adesso mi permettete, un po' scherziamo, diciamo, però è interessante capire se stanno discutendo, lo dicevamo ieri, di un cambio di cerimoniale, poi lei in realtà resta lì da sola ad aspettare il capo dello Stato, perché parlano del tempo, guarda il cielo, infatti poi diluviava prima, poi in realtà Fedriga si deve allontanare, accoglie lui insieme al prefetto l'arrivo del capo dello Stato, insomma è il sindaco, scusate, Revelant, l'arrivo del capo dello Stato, è interessante. Però confabulano parecchio i due. Si nascondono anche. Cioè, la domanda che nessuno oggi ha fatto a Fedriga è questa.
Cioè, di cosa parlavate ieri lei e la Meloni? Ritorna alle province, me le fai fare? Adesso dico il terzo mandato. Risponderà dell'Inter. Sì, no, ma prima Meloni interista, no? Interista, non lo so, onestamente non lo so. Federica sì, ma tanto ha già vinto il campionato, no? Federica gli sta dicendo metti un articolo sulla legge elettorale sul terzo mandato. Cioè, e coprono il volto, chiaramente perché sono molto vicini ai giornalisti e parlano da tanto tempo. Guarda la faccia di Federica, è molto seria. Lui è bravissimo, cioè è accorata questa discussione, quindi, o no? A mio avviso è evidente, anzi devo farle i complimenti, è veramente una ripresa straordinaria. Questo è merito di Alessandro Fiermonte, che ha detto Francesco Mezzella, perché però è interessante perché secondo me ci può essere molto anche di una discussione politica. Chissà, grazie ancora alle riprese di Alessandro Fiermonte in questa particolare occasione, ovviamente un grazie a tutte le truppe, i tecnici, i colleghi insagliati, no? Per l'intera giornata nel territorio. Chissà cosa potrebbero essersi detti, Sergio. Qualsiasi cosa effettivamente, però sì, sarebbe magari interessante capire se qualcuno riesce a leggere il labiale cosa stessero parlando, almeno qualche parola. Sicuramente qualcuno potrebbe riconoscerla, io non ho questa capacità per cui, e neanche poteri divinatori per capire cosa si possono essere detti. È chiaro che sì, diciamo, io voglio sperare tutto fuorché il terzo mandato, cioè, ecco, mettiamola così, questa è una speranza per il popolo friulano, perché sarebbe veramente avvilente, vista anche la celebrazione, che stessero parlando di quello. Mi auguro che, come detto, si potesse parlare di altre cose, non so quanto di cerimoniale, perché il cerimoniale lo conoscono bene. Così come diceva il consigliere Novelli, la Meloni conosceva bene la situazione del terremoto e quindi la ricostruzione storica che ha fatto conosce bene anche i cerimoniali, per cui non credo che ci fosse tanto da discutere su questo, sicuramente si discuteva d'altro, però ripeto, spero non di terzo mandato. Secondo lei, Novelli? Io ho la soluzione. Ha la soluzione, vediamo. Certo, basta chiederlo a Revelant, che qualcosa avrà sentito, era lì. Ma in realtà con i colleghi di Tele4 abbiamo chiesto direttamente a Federica. E allora, sentiamo come ha risposto proprio il presidente della regione. Col governo le mostro questa foto. A Gemona, davanti al cimitero, voi stavate confabulando parecchio e mi chiedevo, siccome poi Meloni, almeno dal labiale così si capisce, ha detto dopo ci parlo, va bene, con chi deve parlare Meloni e su cosa? La questione Preone, terzo mandato oppure altro? Abbiamo parlato tantissimo perché la Presidente del Consiglio la conosco da tanto tempo e non mi ricordo adesso quel contesto che ho detto ci parlo dopo, giuro, non lo ricordo, però abbiamo parlato di tutto, per esempio anche dalla riforma della medicina generale. Abbiamo poi fatto 2 chiacchiere anche private di cose nostre. Che non c'entra Ciriani, no, giusto? No, perché non c'entra assolutamente nulla, figuriamoci. Che lei, la sua frase famosa quando è arrabbiato è inaccettabile, e lei quel giorno aveva la faccia da è inaccettabile, cioè la vedevo contrito in viso, ecco. Mi piacciono queste interpretazioni, in realtà pioveva, quindi semplicemente forse era un po', mi stavo proteggendo dalla pioggia, però... Nessuna urgenza di colloquiare con qualcuno per risolvere qualche problema? No, ma non c'entrava proprio nulla, non abbiamo neanche parlato di cose del territorio, se non gli ho raccontato ovviamente del terremoto, qualche situazione ovviamente specifica. Grazie. Così Novelli, Federica, stavamo vedendo sorridere. Insomma, guardi, queste situazioni sono abbastanza frequenti, dove insomma si cerca di interpretare quello che viene detto da persone che comunque hanno degli strumenti per incidere anche su chi governano, ma comunque mi sembra che, ripeto, se mettiamo assieme le parole di Federica e magari interroghiamo Revelant, che tiene la battuta naturalmente, forse qualcosa in più potrebbe uscirne. Immagino comunque, tornando ad essere serio, che abbiano davvero parlato di alcune cose che si possono definire anche personali, in un contesto in cui comunque stavano aspettando l'arrivo del capo dello Stato, e di altre cose che credo non abbiano... Ecco, il tema è molto credibile secondo me, che abbiano parlato della riforma dei medici di medicina generale, parlato un accenno, così come si fa quando si attende
non credo che ci siano delle dietrologie o delle situazioni particolarmente complesse in un dialogo così en passant che è stato fatto in un momento anche con tempistiche molto contenute. Sergo, un'ultima battuta su questo? No, se desidera aggiungere altro. Non rimane che credere a quello che ci viene detto, poi se qualcuno potrà smentirlo, che sia Revelant o, come detto, un traduttore del labiale, lo vedremo, però insomma dalla faccia effettivamente sembrava molto, molto tirato il Presidente e che stesse, diciamo, rivendicando qualcosa, e appunto quel dopo ci parlo lascia intendere che fosse un qualcosa che era di sicuro interesse. È difficile poi ipotizzare che si stesse parlando di un qualcosa di nazionale, come la riforma anche sì, citata, no, sui medici, però insomma, come detto, si vedrà. Allora, avevo tanti temi, a questo punto mettiamo da parte insomma, le iniziative, quanto emerso dalle commemorazioni per il 50° anniversario del terremoto del Friuli. Andiamo a parlare della donata nazionale degli alpini in corso a Genova, perché vediamo per l'attualità questo titolo su Messaggero Veneto: una donata a ostacoli tra proteste e volantini, ma la gente è con noi. Comparsi manifesti contrari all'ANA, una chiesa ha chiuso, prevista la chiusura causa alpini. I presidenti delle sezioni di Udine e Padova affermano vogliono solo farsi pubblicità, quindi insomma un po' di tensioni legate a queste iniziative. La sindaca Salis ha ricordato l'aiuto delle Penne Nere in occasione del crollo del Ponte Morandi, poi abbiamo visto insomma le testimonianze anche raccolte dal nostro Omar anche ieri per la partenza all'alba, la cena delle tende, conta stare insieme, il virgolettato che vediamo qua, e do una visione completa insomma di questi ultimi aspetti anche attraverso il Gazzettino, che scrive: dal sisma alla donata, l'eredità degli alpini a Genova, anche le figlie delle Penne Nere, tra virgolette, che difendono i valori di solidarietà, e oggi ad Artegna l'inchino ai volontari del terremoto. Qui all'interno donne alpini, dunque le figlie friulane, orgoglio e valori, le magliette "Io sono figlia di alpino", diventato simbolo di sostegno alle Penne Nere dopo le polemiche genovesi. Riparto da lei, Novelli, anche rispetto a queste polemiche. Ma allora, non so, mi viene, guardi, non riesco veramente a dire delle cose che abbiano... Allora, gli alpini sono un valore e un patrimonio non solo per la nostra terra, ma per tutto il paese, sia per le attività che portano e che svolgono in divisa, sia e soprattutto nei termini in cui sono un enorme ente di assistenza e di aiuto quando smettono la divisa e entrano nell'Associazione Nazionale Alpini. Allora, se questo è quanto, io sono sinceramente stanco di vedere polemiche strumentali che sono legate semplicemente a posizioni ideologiche. Quindi io, come molti altri, penso che dobbiamo sopportare anche questi fastidiosi individui che non trovano altro che creare polemiche artefatte ogni qualvolta ci sono delle situazioni in cui bisognerebbe applaudire invece che respingere e criticare. Ma detto questo, noi gli alpini li conosciamo molto bene, sappiamo come agiscono sia nei momenti di difficoltà, sia anche quando semplicemente donano il loro apporto per iniziative di tipo sociale, 360 giorni all'anno. Allora dobbiamo beatificarli, nessuno sta dicendo che bisogna beatificarli, ma neanche continuare a criticarli. C'è un momento importante, che è un momento di socialità e dello stare assieme, che sono le adunate alpine, e noi dobbiamo trovare questi gruppi femministi, questi antagonisti, queste persone che fanno di tutto per screditare quel momento bellissimo che è l'adunata alpina, che è un momento di celebrazione alla fine. Altra cosa invece, se ci sono magari alcune attività commerciali, ecco, questo lo posso anche capire, che a causa
della dunata alpina si vedono un po' confinate magari per motivi legati alla viabilità, alla sicurezza, eccetera. Allora quella può essere una critica dove uno si mette si mette sul tavolo, ragiona e cerca di risolvere quel tipo di problema. Ma le altre critiche, quelle strumentali, quelle ideologiche, onestamente io non le accetto. Non solo non le capisco, ma proprio le rifiuto. Ci ricordiamo la polemica sugli alpini che molestavano le donne, che facevano delle cose, mamma mia, dai racconti quasi inenarrabili. Ma noi li conosciamo gli alpini, cioè, certamente in mezzo a ogni struttura, a ogni moltitudine di persone c'è sempre quello che esagera, lo sappiamo tutti, ma questo vale, voglio dire, in qualunque situazione. Ma io direi anche basta, dovremmo proprio non dare neanche la notizia di queste situazioni, dare neanche la notizia. Sergo, lei cosa ne pensa? Ma potrei essere d'accordo, nel senso che il problema come sempre sono gli estremismi, no? Cioè chi vuole strumentalizzare un determinato evento e chi poi lo estremizza e quindi cerca di fare magari di tutta l'erba un fascio. Faccio un esempio, le stesse parole che ha usato il consigliere Novelli, no, io potrei usarle per le manifestazioni pro-PAL che ci sono state anche a Udine, ricorderete tutti, no? Quindi una manifestazione pacifica per tutta la città che è arrivata in Piazza Primo Maggio con le persone che hanno manifestato il proprio pensiero pacificamente, senza neanche troppi cori, insulti o quant'altro. Un corteo veramente di migliaia e migliaia di persone, tra cui famiglie, bambini, qualsiasi cosa. Poi sappiamo tutti come è andata a finire l'ultima parte, con gli scontri causati da una fazione che non sappiamo neanche se fossero lì per manifestare pro-Palestina o per altri motivi, non lo possiamo sapere, però la prima cosa che si è detta, no, da chi evidentemente era contrario a quella manifestazione pacifica, non agli scontri, perché quelli li abbiamo condannati tutti quanti e ci mancherebbe altro, anche perché hanno danneggiato la stessa manifestazione e gli stessi manifestanti, per cui una condanna totale. La stessa cosa, dicevo, da altre parti si è usato il pretesto per quegli scontri per condannare tutta la manifestazione. E quindi come a dire che non si deve andare in piazza a gridare Palestina libera per 1000 motivi, addirittura si è stati tacciati di essere, diciamo, dalla parte di Hamas, dei terroristi, cioè qualsiasi cosa. Io credo che qui sia la stessa identica situazione a specchio. Noi abbiamo il diritto ovviamente non solo di manifestare, in questo caso di fare delle adunate, di rappresentare un proprio orgoglio da una parte di nostri cittadini, addirittura parenti come abbiamo visto, no? Figli di alpini che orgogliosamente vogliono rivendicare quello che hanno fatto e continuano a fare, perché poi i casi delle tragedie in cui abbiamo bisogno, no, di persone che si mettono in prima persona, sappiamo tutti quanti che per quello spirito che contraddistingue l'arma, no, anche degli alpini, li portano a intervenire in tutte le situazioni. E quindi è giustissimo continuare con queste adunate. Poi, se succede, come era successo a Padova, un caso specifico di una ragazza che si ritrova in mezzo, no, a tanta gente, che viene, in quel caso si parlava di catcalling, no? Cioè delle frasi che venivano utilizzate, quindi nemmeno violenze sessuali di chissà che tipo, è chiaro che stiamo parlando di un caso specifico e come tale deve essere valutato. Per cui non si può generalizzare e andare contro effettivamente a tutti e chiunque solo per strumentalizzare una situazione. In quel caso si strumentalizzava contro gli alpini, si fa anche adesso a Genova, succedono queste cose, basta leggere i giornali, succedono anche oggi. È ovvio che c'è, diciamo, questa diatriba. Io credo che sia giusto prendere le cose per quello che effettivamente sono e non per quelle che qualcuno
vorrebbe che siano per poterci, diciamo, strumentalizzare sopra. Allora, prima della pubblicità lascio una veloce replica, se vuole aggiungere su questo minuto una riflessione ulteriore, a posto così. Non serve. Ok, perché dovevo muoversi, non capivo. Le rispettive posizioni sono chiare. Allora facciamo così, pubblicità e poi ci sposteremo per altre notizie rispetto all'attività proprio dell'amministrazione regionale. A tra poco. Ultima parte di Sveglia Friuli, siamo sempre in compagnia del consigliere regionale Roberto Novelli di Forza Italia e di Cristian Sergo, coordinatore provinciale per Udine del Movimento 5 Stelle. Allora, prima di proseguire dovremmo avere altre testimonianze da Genova, dalla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, dal nostro Omar, altre interviste di penne nere. Allora, sentiamo gli ultimi commenti, le ultime sensazioni dei protagonisti di questa Adunata Nazionale. Ci prendiamo la linea da Genova, dove è in corso, sta per iniziare, anzi la seconda giornata per quanto riguarda la Dunata degli Alpini qui nel capoluogo ligure. Abbiamo beccato un po' di amici friulani, da dove? Da Ragogna. Da Ragogna? Provincia di Udine. Sì. Una bella giornata anche ieri, no? Sì, beh, ieri sì, fantastica. Sì. Ieri era il primo giorno per noi, è stato veramente piacevole. Adesso non si è aspettato che la... Adesso oggi si va un po' in giro, si conosce bene la città e domani aspettiamo la sfilata. Chiaro. Allora sì, comunicazione di servizio per la regia di Udine, io vi sento chiaro e forte, come si dice. Allora, come sta andando questa prima giornata? Beh, siamo arrivati ieri pomeriggio praticamente, è andato bene ieri sera. Oggi facciamo un giro da turisti e domani aspettiamo la grande sfilata, questo è un po'... Una grande festa. Sì, bella festa. Ieri sera bella festa, sì. Speriamo che stasera, insomma, mi sembra che tutto sia andato bene. La città ci ha accolto, secondo me, piacevolmente. Quindi, insomma, allora poi radunate. Grazie. Mandi. Allora chiudiamo il giro. Non si spia teatri, no? Non si spia teatri. Ah sì, anche l'aspettin e torniamo a fare e via. Come io dico il prossimo anno e via. Tanto c'era che di che stanno. Perfetto, allora grazie agli amici di Carpacco e la linea torna allo studio. Grazie, allora abbiamo ancora 7-8 minuti a disposizione che il consigliere Novelli, che tra poco si deve spostare per la regione. Leggiamo questi titoli: aiuti alle imprese dei trasporti contro il caro carburante, la giunta stanzia 15 milioni, a beneficiarne saranno anche le piccole e medie imprese che operano nel comparto della logistica più esposte ai rincari, contributi a fondo perduto concessi automaticamente, ma anche fondi per nuovi impianti fotovoltaici. E poi c'è questo ulteriore titolo importante: bonus per casa e busta paga, incentivi per la maternità. Federica parla di misure concrete contro la denatalità, l'assessore Rosolen di piano strutturale. Da giovedì sarà possibile presentare domanda solo per via telematica dal sito della regione per accedere ai nuovi bonus maternità e per l'acquisto di prima casa, dedicato quest'ultimo alle madri sotto i 30 anni. E allora, visti pochi minuti a disposizione, faccio scegliere a lei, consigliere Novelli, uno dei due temi su quale dedicarsi per un commento finale prima di lasciarvi. Credo che gli interventi della Regione siano interventi che dimostrano una grande attenzione e soprattutto la consapevolezza che il sistema pubblico può intervenire per cercare di dare un sostegno a delle situazioni, e parlo in questo caso del caro carburante, che non dipendono né direttamente né indirettamente dalla Regione stessa. Credo che siano iniziative meritevoli. Qui non c'è una latenza nella risposta, qui c'è una risposta che è immediata, condivisa con le categorie e che cerca di dare un sostegno, un supporto a una situazione che è evidente a tutti, crea delle difficoltà molto marcate per chi deve vivere e lavorare utilizzando dei mezzi che poi sono alimentati con carburanti fossili. Questo è il primo aspetto. Insomma, la Regione dà una risposta
immediata a un problema, e attenzione, sempre per uscire da quei luoghi comuni, non dà una risposta che risolve il problema, dà una risposta che cerca di aiutare a sostenere un periodo così difficile, che poi ha delle ricadute sulle aziende ma anche su tutta la filiera dei costi produttivi, perché il trasporto sappiamo che incide moltissimo anche sul prezzo finale. Questo è un aspetto. Dall'altra parte c'è un altro elemento che è un elemento che è diventato strutturale, cioè una visione integrata di quello che la Regione può fare, sempre per cercare di dare un sostegno alle persone che ne hanno più bisogno. In questo caso parliamo degli incentivi per la maternità, del bonus della prima casa, che viene come dire, potenziato, no? Potenziato per le neomamme, e quindi sono degli strumenti importanti e utili. Credo che la nostra regione sia la regione, l'unica regione, o forse una tra le pochissime regioni, che ha un piano di incentivi così strutturato e anche come dire, proiettato al medio e lungo termine. Vorrei concludere questo intervento dicendo: il problema della denatalità, io ne sento parlare da molti anni. Guardi, ho pensato più volte come cercare di dare un contributo a questo argomento. È evidente che i fondi, gli incentivi, i servizi che vengono attivati a partire dalle amministrazioni comunali per arrivare a quelle regionali sono un accompagnamento, una spinta, un aiuto a chi vuole mettere su famiglia e fare figli. Però il tema è anche di tipo culturale, sia ben chiaro. Dobbiamo guardare l'argomento nei due aspetti. Non rischiamo di banalizzare tutto dicendo ci vuole un autobus in più che porti il bambino a scuola, ci vuole un asilo nido in più, ed è importantissimo e si sta facendo. Lo ripeto, è importantissimo e si sta facendo. Ma non banalizziamo tutto dicendo che questo risolverebbe tutti i problemi, perché è anche un problema di tipo culturale. Cioè le giovani coppie sono meno portate a fare figli. E vi dirò di più, io nel corso degli anni mi sono occupato anche di quello che è un argomento un po' così sotto traccia, che è la procreazione medicalmente assistita. La nostra regione su questo è abbastanza avanti, ma il tempo... Si è interrotto. Vediamo se poi è possibile far terminare al consigliere anche quest'ultimo, insomma, sottolineatura su questo tema così importante. Siamo pronti a ridare la linea. Intanto a questo punto le lascio un commento finale anche a lei, comunque su diversi aspetti, no, richiamati dal consigliere. Sicuramente, ma il consigliere Novelli secondo me ha ragione in un punto quando dice che questo è un problema culturale. Ed è vero, però è anche sicuramente un problema diciamo strutturale, nel senso che dobbiamo chiederci come mai poi le giovani coppie non vogliono fare figli, come mai tanti giovani lasciano il nostro paese, come mai preferiscono magari farli altrove. Sarebbe interessante capire quante volte sentiamo parlare di ricercatori universitari che qui vengono pagati poco, all'estero diventano magari subito, no, medici primari o hanno delle gratificazioni che qui non hanno, se là fanno figli. Allora questo potrebbe essere interessante, no, perché ci aiuterebbe a capire effettivamente se il problema è anche legato a come e a quell'idea di futuro che dicevamo proprio all'inizio riusciamo a dare a queste giovani coppie, e alla garanzia economica che i bonus, come in questo caso, vanno benissimo, i 40.000 euro per una neomamma che però deve avere un ISEE sotto i 25.000, no? Perché, o comunque una soglia di ISEE intorno a quelle cifre molto bassa, per cui è ancora più difficile poi avere un lavoro per poter avere una famiglia e avere un ISEE simile che ti permetta di accedere a questo bonus. Quindi vuol dire che ci sono purtroppo ancora magari anche genitori che lavorano tutti e due
e che non hanno un ISEE, tra virgolette, così basso che gli permetterebbe di accedere a queste misure. Per cui il problema è il costo del lavoro, no? E quindi quando parlavamo anche delle imprese che stanno avendo una difficoltà, così ci ricolleghiamo anche all'altro bonus che viene garantito adesso, noi ricordiamo tutti durante la pandemia quanti miliardi di euro l'Italia ha messo in quelle settimane e in quei mesi, no? Anche a seguito del lockdown, per evitare che ci fossero chiusure delle imprese, delle fabbriche, e questo proprio perché senza lavoro poi diventa difficile poter garantire una vita dignitosa ai nostri cittadini. Per cui è verissimo, diciamo, che non sarà l'autobus in più o un posto in asilo nido in più a convincere una mamma ad avere diciamo, magari uno o più figli, ma questo perché se non hai i soldi per mantenerli. Sì, gli abbiamo risolto il problema dello scuolabus, gli abbiamo risolto il problema dell'asilo nido, che sono grandissimi, no? Soprattutto quello degli asili nido con l'abbattimento delle rette, sono degli ostacoli già non di poco conto, però poi se appunto queste famiglie non hanno diciamo di che vivere, no? E quindi anche in questi mesi di forte inflazione, caro, non solo carburanti ma anche di spesa, e quindi bisogna intervenire sempre a spot, diciamo, magari non aiuta. Sarebbe meglio andare a vedere quei dati dove ci dicono che da 30 anni i nostri salari invece di aumentare diminuiscono. Allora, grazie Cristian Sergo.